Cari telespettatori, ben ritornati con noi, con i nostri ospiti che adesso vi presento subito ad affrontare i temi di questa serata. Allora, partiremo un po' da un'analisi della situazione economica, sollecitati anche dai numerosi vostri messaggi, dalle mail, per capire cosa sta succedendo nel nostro territorio. C'è crescita, non c'è crescita? I messaggi del governo vanno verso un versante, la realtà è un'altra, o risponde un po' e segue quelle che sono le notizie che ci arrivano dai dati ufficiali? Qual è la situazione che ci portiamo dal 2015? Quali sono le prospettive per il 2016? Abbiamo dei dati anche recentissimi di Unioncamere del Veneto che ci verranno presentati, e poi la situazione come è stata fotografata anche dai piccoli imprenditori del territorio e da Confapi. E poi la situazione internazionale, è minacciata, si rischia la chiusura di Schengen. Che cosa vuol dire, che cosa comporta, quali confini sono più a rischio per i nostri trasporti, i nostri movimenti? Ci potrebbero essere delle ripercussioni. E poi a livello di lavoro, per attività, ci sono proiettate degli aumenti dei prezzi, dati dalla CGIA di Mestre, che hanno allarmato un po' tutti. Ma di fatto cosa succede? Alla luce anche di quello che è accaduto quest'oggi, e quindi attentati, terrorismo che dilaga in modo anche inaspettato, inaspettabile oppure prevedibile. Bruxelles come il cuore dell'Europa oppure come un segnale importante comunque di grande instabilità? Incertezza comunque su tutti i fronti, questo è un dato di fatto. Quando c'è insicurezza, per chi lavora, per chi opera, molte volte ci sono anche grandi difficoltà. Ma il nostro governo sta facendo qualcosa? È sufficiente gli interventi che sono stati prospettati oppure tanto fumo, poco arrosto? Lo vediamo insieme, vi presento i nostri interlocutori. Allora, ben ritornato come sempre Luigi Sposato, presidente di Aero Interim SPA, che ci aiuterà un po' con le sue domande e perplessità. Comunque sempre un imprenditore. Incominciamo qui alla mia sinistra, Serafino Pitingaro, responsabile area studi e ricerche di Unioncamere del Veneto, con questi dati freschi o caldi, appena sfornati, che ci danno una panoramica. Buonasera. Grazie. Franco Conzato, direttore di Padova Promex. Buonasera. Con tante missioni all'estero, per cui capire anche come ci si muove nei mercati esteri e cosa sta succedendo. Fabio Di Stasio, ben ritornato, dopo un po' di tempo che non lo vedevamo, direttore di Artigian Fidi di Padova, presidente dell'UPI, grazie anche a lei. Ben arrivato Bruno Cesaro, ben ritornato anche Bruno Cesaro, progetto nazionale e imprenditore. Buonasera. Grazie. Liu Yangping, consulente per la Cina di Aero Interim, grazie anche a lei. E quindi l'occhio della Cina, buonasera. Cina che ci sta facendo tribolare non poco in un versante o nell'altro, quindi ci darà anche il suo parere. Davide Donofrio, invece direttore di Confapi Padova, ben ritornato, anche voi con una ricerca recente, con dei dati che non collimano con quelli di Unioncamere, quindi poi vedremo anche di fare dei paragoni e dei confronti, perché dite che per l'export ci sono segnali incoraggianti, ma si tratterebbe di una ripresa senza lavoro, quindi senza nuove assunzioni, mentre l'Istat dice che ci sono nuove assunzioni e stiamo andando benissimo, quindi insomma staremo a vedere meglio.